Sono passati un po' di anni, però lo ricordo sempre con piacere, una prima tappa tra l'altro in volata, una sorpresa un po' per tutti, però diciamo una bella soddisfazione, una maglia bianca che è rimasta in bacheca. Ogni tanto qualche apparizione appunto su strada con qualche buon risultato, soprattutto in salita. Ma diciamo che questo Giro del Friuli è uno dei fiori all'occhiello di questa regione come organizzazione. C'è una nuova società che ha preso in mano le redini di questo giro, il più vecchio giro in Italia, quindi con un albodoro importante, campioni del calibro di Gimondi per dirne uno negli anni. L'importante è poi che si viaggia su tutto l'arco della regione, quindi andiamo dal mare alla montagna e soprattutto poi qui si parte da Gemona, la seconda tappa si parte da Gemona con Sportland, il progetto che ha coinvolto 12 comuni qui della zona legato al benessere e allo sport, di cui tra l'altro noi ne facciamo parte e ne siamo fieri.